Scuole aperte un paio di pomeriggi alla settimana per consentire agli studenti di elementari e medie di far vivere le loro aule anche finito l'orario delle lezioni. Il Comune di Padova lancia il progetto Scuole aperte al futuro e grazie al finanziamento di 300.000 euro della Fondazione Cariparo per i prossimi 3 anni, i giovani studenti durante il pomeriggio potranno fare sport, studiare, fare musica, teatro, laboratori di scienza, di fotografia o più semplicemente i compiti per casa aiutati da insegnanti. È salute per i ragazzi, aprire spazi educativi vuol dire sottrarre i ragazzi al bullismo, alla noia, anche all'isolamento, perché i ragazzi hanno bisogno di relazioni, di collaborare, di pensare insieme, anche di litigare a volte insieme. Iniziative che serviranno anche a socializzare, integrare le famiglie di origine straniera, far conoscere tra loro i genitori che potranno così conciliare figli e lavoro. Un progetto che potrebbe coinvolgere oltre 12.000 alunni e tutti gli istituti comprensivi della città, tranne il San Camillo, già impegnato in un'iniziativa simile. Addirittura a Mandria, dove c'è una scuola, un istituto comprensivo a indirizzo musicale, molti ragazzi dopo la terza media dicono: ma noi non suoniamo più, e non hanno la possibilità magari di andare al conservatorio. Questa attività prevede che ci siano l'inserimento anche di altri ragazzi, di ex alunni che vogliono fare musica. Nessun costo a carico delle famiglie, ma fra 3 anni il sogno è che siano i genitori a riunirsi in associazioni per portare avanti il progetto in prima persona. A Milano, ad esempio, funziona già così. All'interno dell'amministrazione milanese c'è un ufficio dedicato, Scuole Aperte proprio, che sostiene e aiuta i genitori a formarsi in associazioni e a sviluppare questi progetti nelle scuole. Spero sia il futuro.